Via libera del Governo regionale al rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2023. Il documento contabile è stato presentato nella conferenza stampa a Palazzo Dorleans dal Presidente della Regione Renato Schifani, dall'Assessore all'Economia Alessandro Dagnino, dal Ragioniere Generale Ignazio Tozzo, e certifica una riduzione delle passività per oltre 3,1 miliardi di euro a fronte dei 435 milioni previsti, superando così di gran lunga quanto inserito nel bilancio di previsione. Il documento finanziario fotografa una crescita degli investimenti del 44%, con più di 2,6 miliardi di euro erogati, numeri più che positivi dovuti in particolare alle maggiori entrate pari a 1,7 miliardi registrate in Sicilia grazie alla crescita economica e all'aumento del cofinanziamento statale sulla spesa sanitaria e ai risparmi di circa 1,2 miliardi dovuti al contenimento della spesa delle partecipate e degli enti controllati, ai risparmi sulle locazioni passive, sul funzionamento degli uffici, sulle spese per l'energia elettrica per circa 200 milioni e alla rinegoziazione di 2,1 miliardi di mutui del MEF con Cassa Depositi e Prestiti. Le principali sono state una politica attenta, un aumento delle entrate fiscali, come diceva l'assessore win-win, cioè non sono state aumentate le tariffe, c'è gente che paga più tasse perché c'è gente che lavora in più, anche società, da un lato. Dall'altro lato la riduzione dei costi. La riduzione dei costi che abbiamo registrato, la rinegoziazione dei mutui, la riduzione dei fitti passivi, c'è una politica certosina che ha visto da un lato essere prudenti nella dilatazione della spesa e dall'altro lato puntare sulla crescita attraverso scelte coraggiose che abbiamo fatto. Il rendiconto ha consentito di realizzare questo importante obiettivo di ripianamento quasi totale in larghissima parte del disavanzo grazie al fatto che sono entrate, come è stato detto prima, sono aumentate notevolmente le entrate tributarie, quindi i cittadini lavorano di più, le imprese lavorano di più, guadagnano di più, a parità di pressione fiscale aumenta il gettito delle entrate, ma dall'altro lato anche il sapiente utilizzo delle politiche di bilancio, cioè degli accantonamenti rigorosi che hanno consentito di coniugare, come ho sempre ribadito dall'inizio del mio insediamento, rigore e sviluppo e anche delle politiche virtuose in tema di indebitamento. Il fondo cassa è un dato che dà evidenza di quella che è la solidità finanziaria di un ente. Per cui avere dei bilanci in positivo e avere un fondo cassa non adeguato significa che il bilancio non ha delle grandezze reali, diciamo, sono delle stime sbagliate. Mentre invece la solidità del fondo cassa è la vera solidità finanziaria che bisogna andare ad esaminare. Quindi la Regione sotto questo profilo è molto dotata finanziariamente, non ha necessità di ricorrere a indebitamento, e il fatto di poter contare su un fondo cassa è, come dire, l'indice della vitalità e della solidità delle finanze regionali.